Stefano Soldan, cosa c'è alla base della sua candidatura? La volontà di portare avanti anzitutto un programma in continuità con quelle che sono state le promesse che avevamo già fatto ai cittadini di Risolino. L'aver riscontrato che in questi 5 anni i bisogni della nostra comunità sono comunque cambiati, quindi oltre a quanto non abbiamo ancora realizzato, che vogliamo dare appunto prova della nostra coerenza non solo con le parole ma anche col fatto di poter rispondere alle sfide future di un mondo che sta cambiando velocemente, di bisogni che anche a Pieve di Solivo cambiano. Ci sono delle sfide importanti che non sono solo quelle delle opere pubbliche ma anche quelle del turismo, dell'accoglienza, che abbiamo dato prova di saper affrontare con vigore e anche con razionalità e raggiungendo grandissimi risultati. Cito semplicemente quello che è stato il grande momento del Criterium e del Mondiale di Gravel, che hanno portato una montagna di persone nel nostro territorio. Da questa esperienza è nata la consapevolezza che il nostro non è solo un territorio vocato all'agroturismo, ma anche un territorio dedicato alla storia ma anche allo sport, in particolar modo al cicloturismo, per cui le sfide che si aprono da qui in avanti sono straordinarie e vanno comunque coordinate, progettate in simbiosi con gli altri comuni. Quali sono i punti cardine del programma elettorale? Lo stiamo completando in tutte le sue parti, come dicevo prima, completare gli impegni, quindi completare quelli che sono gli impegni nei confronti delle associazioni sportive, degli impianti. Non è sempre stato semplice dare risposta perché non era stato programmato nel passato l'acquisizione delle aree dove realizzare gli impianti. Il nostro lavoro in questi anni è stato lungo, è stato parsimonioso nel riuscire a mettere da parte i soldi per acquisire appunto le aree per realizzare i nuovi campi. Oggi consegniamo alla nuova amministrazione un bilancio con disponibilità economiche da cui appunto la prima giunta potrà decidere subito di realizzare entrambi, dare subito risposta agli impianti sportivi.